Salve a tutti, facciamo ora un esercizio sulla forza magnetica che agisce su un protone. Quindi abbiamo un protone che entra in un campo magnetico ed entra con una velocità che è perpendicolare alle linee di forza del campo magnetico. E perché dico questo che è perpendicolare? Perché questa formula F uguale EVB vale per l'intensità di questa formula che indica l'intensità di questa forza vale se la velocità è perpendicolare alle linee del campo magnetico. Se la velocità fosse parallela al campo magnetico, allora la forza sarebbe nulla, non ci sarebbe. Se invece la velocità forma un certo angolo con le linee di forza del campo magnetico, è un valore minore di questo. Quindi questo è il valore massimo che si ha quando la velocità è perpendicolare alle linee del campo magnetico. Allora, questa forza magnetica sappiamo che è perpendicolare alla velocità e quindi fa muovere la particella carica di moto circolare uniforme con un certo raggio R. Ecco, allora, quindi noi conosciamo la massa e la carica del protone, l'intensità del campo magnetico che è 0,02 Tesla e il raggio del moto circolare uniforme è 2 cm e ci interessa qual è la velocità, calcolare qual è la velocità con la quale si muove in modo che il raggio, insomma, qual è la velocità. E allora, F è uguale a EVB. L'accelerazione nel moto circolare uniforme è v al quadrato fratto r. Forza e massa per accelerazione, seconda legge di Newton. Allora, al posto di F mettiamo EVB e qui al posto di A mettiamo v al quadrato fatto r, quindi mv al quadrato fatto r. Un v si semplifica. Qui noi dobbiamo trovare la velocità e quindi dobbiamo togliere mr, quindi possiamo moltiplicare l'equazione con r fratto m, così r va via e m va via e qui rimane solo v. E qua che abbiamo E per B va moltiplicato con questo, EBR fratto M. Questa è la velocità. Allora, adesso mettiamo i valori. E la carica del protone 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb. Per il campo magnetico 0,02 Tesla. Al posto di Tesla ho messo chilogrammi su secondo coulomb. Vediamo alla fine come viene fuori questo. Chilogrammi su secondo di coulomb. E qui abbiamo R che è dato in centimetri, ma noi dobbiamo metterlo in metri per avere unità standard 0,02 metri fratto la massa del protone 1,67 per 10 alla meno 27 kg. Allora questi coulomb si semplificano con coulomb, i chilogrammi con i chilogrammi, ci rimangono metri fratto secondi, quindi metri al secondo. Tutti questi valori 1,60 per 0,02, 0,02 fratto 1,67 lo mettiamo qua e qui ci rimane le potenze di 10, 10 alla meno 19 fratto 10 alla meno 27. Qui dobbiamo fare meno 19 meno 27, quindi meno 19 più 27 è 10 alle 8. Se voi calcolate con la calcolatrice questi valori qua, trovate 3,83 per 10 alla meno 4. E quindi ancora dobbiamo fare 10 a meno 4 per 10 alla 8 fa 10 alla 4, 3,83 per 10 alla 4 metri al secondo, ma si può scrivere meglio in un altro modo, perché 10 alla 4 è 10.000, 1000 metri al secondo è un chilometro al secondo, però abbiamo 10.000, quindi ancora per 10, allora invece di 3,83 abbiamo 38,3 chilometri al secondo. Allora, per finire, come ho trovato qua chilogrammi su secondo coulomb, allora la formula è F uguale EVB, quindi B è F fratto EV, che è uguale a F fratto E per 1 fratto V. E la forza si misura in Newton, la carica in coulomb. Qui abbiamo 1 fratto la velocità, allora saranno secondi su metri. Allora, poi ancora voglio scrivere ancora lo Newton separatamente, metto tutto il resto insieme, secondi su coulomb metri. Noi sappiamo dalla seconda legge di Newton che il Newton è uguale a chilogrammo metro su secondo al quadrato. Qua andiamo a semplificare secondo e metro e troviamo proprio chilogrammi su secondi coulomb che abbiamo usato qui. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.